Arriva il nostro presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Buongiorno, in diretta, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno Presidente. Allora, ancora una volta parliamo del dissesto idrogeologico. Abbiamo seri problemi. Ancora, nonostante tutto, abbiamo problemi di allagamento, anche se in altre parti d'Italia sono messi peggio di noi. Noi comunque in ogni caso qualche problema ce l'abbiamo. Abbiamo il Po sotto controllo, c'è un po' di allerta per oggi perché arriva questa ondata di piena. Insomma, le cose non sono ancora in ordine. Come mai? Beh, guardi, l'ordine totale non si raggiungerà mai. Vorrei dire anche che se qualcuno 200-300 anni fa o anche di più ha fatto argini dei fiumi alti 4 metri, 5 metri, pensi all'Adige, pensi al Po, pensi al Piave, un motivo ci sarà pur stato, no? Nel senso che le piene ci sono ciclicamente. Noi dobbiamo continuare con gli investimenti e fare in modo che si abbia una sicurezza elevata in percentuale, ma ovviamente al 100% non lo raggiungiamo mai. Sì. Faccio un esempio. Noi abbiamo già realizzato 925 opere, fra l'altro c'è sempre qualche idiota che dice che non abbiamo fatto opere, però se qualcuno volesse può chiedere alla Regione, al mio ufficio, allo 041 279 2863 e diamo l'elenco delle opere fatte comune per comune, quindi non c'è neanche il dubbio di dove le abbiamo fatte. Però dico, poi il dissesto idrogeologico è sempre dietro l'angolo. Se noi guardiamo le montagne, che sono stupende, magnifiche, dove la forza di gravità fa più dissesto idrogeologico, e ci fermiamo un attimo a pensare, pensiamo che il disegno di quella montagna che abbiamo oggi è frutto di un dissesto idrogeologico. Vediamo la cima bella pulita e anche sembra quasi scolpita, e poi se guardiamo sotto la cima c'è una montagna di terra che noi definiamo magari un collinotto, che non è altro che tutto il detrito che è venuto giù. Allora, lei dice che i lavori comunque da fare ce ne sono ancora tanti, ma abbiamo i soldi per fare questi lavori? Perché questo è il punto, cioè se i soldi li abbiamo, i lavori possiamo anche farli, ma i soldi ci sono? Ma guardi, noi nel 2010 con l'alluvione che ha colpito 235 comuni dei 581 comuni del Veneto abbiamo presentato il piano dal PAOS che prevede oltre 2 miliardi di euro di investimenti. Noi abbiamo iniziato a investire, siamo già arrivati a 800 milioni, ovvio che poi mancano i soldi, perché poi i soldi che noi investiamo li tiriamo fuori dal bilancio regionale. Tanto per farle un esempio, la cassa di espansione di Caldogno sono 105 ettari per 4 milioni di metri cubi, è in cantiere e alla volta di fine anno già la prima parte entra in funzione. Abbiamo mandato avanti i lavori su Trissino, su Montebello, Museo dei Sassi, la Colomberetta, Viale Diaz, quindi Vicenza e Pra dei Gai. Insomma, noi stiamo lavorando. Consideri che in Veneto non si faceva un'opera da 80 anni. Vabbè, però i soldi ci sono o non ci sono? Perché questo è il punto. Ma guardi, se il governo ci desse soldi potremmo chiudere il nostro piano in un batter d'occhio, visto e considerato che non sono neanche soldi del governo, ma sono soldi dei veneti, dei 21 miliardi di tasse che paghiamo ogni anno. La verità è che io l'ultima cifra che ho visto stanziata è quella del governo Berlusconi prima del novembre 2011 e che ci ha dato 300 milioni di euro per l'alluvione, poi non ho più visto niente. Se lei sta dicendo che Renzi non ci dà il becco in quattrino, poche parole. Io sto dicendo che dal novembre 2011 governa la sinistra in Italia e da novembre 2011 io non ho più visto soldi. Ma però non ce ne sono. Sfido chiunque a dire il contrario. Sì, ma non ce n'è per nessuno, non è che a altri arrivano soldi, non ce ne sono. Ma non ce n'è per nessuno, ce n'è però per assumere 22.000 forestali in Sicilia. Ma batte sempre su sto chiodo però. Ma non è che batto su sto chiodo, scusi Barry. Io non so se a lei fa piacere pagare le tasse per pagare gli sprechi degli altri, a me no. E gli altri 4.800.000 veneti neanche. Se lei vuole pagare tasse perché gli altri se li sputtanino, continui a pagarle. Ho capito. Grazie al Presidente Luca Zaia. Grazie a voi. Buona giornata. Buongiorno.